Buongiorno e ben ritrovati, la prima edizione dei nostri telegiornali. Buon martedì a tutti voi. Tante le notizie di cronaca, fra poco parleremo di nuova violenza a Venezia da parte dei borseggiatori giovanissimi, in questo caso che hanno aggredito una esercente che cercava di sventare uno scippo, poi una rissa in via Roma a Treviso in piena zona rossa con la rabbia dei residenti. C'è anche un bellunese coinvolto in una maxi inchiesta sulla pedopornografia online, una indagine, un blitz della Polizia Postale del Veneto. Tante, lo dicevamo, le notizie di cronaca, e poi c'è il caso che rimbalza ormai da ore e da giorni, da quando c'è stata la revoca del suo incarico, cioè il caso di Beatrice Venezzi, licenziata tra virgolette dal sovrintendente Colabianchi, chiudendo un caso durato mesi, un caso fatto di polemiche e proteste. Bene, è stato anche il tema del sondaggio che ha avuto il suo esito finale ieri a Ring e che rivediamo perché è interessante. Vi avevamo chiesto: la Fenice cambia idea, addio Venezia, giusto? Ebbene, il 72,8% di voi, quindi quasi il 73%, ha detto no, non è giusto. Sì, il 27,2% delle persone, e quindi un tema che continua a far discutere. E ovviamente ci sono le parole di Beatrice Venezzi che sono arrivate proprio ieri sera, che aprono un nuovo scenario al di là del futuro di cui parleremo fra poco, e parlano di uno scenario che potrebbe aprire una vera e propria guerra legale con la Fenice. Bullizzata dalle maestranze quanto alla revoca dell'incarico da parte della Fondazione, è una posizione che andrà chiarita nelle motivazioni a cui si dovrà rispondere in modo opportuno, vale a dire a suon di carte bollate. Beatrice Venezzi reagisce contrattaccando alla chiusura dei suoi rapporti con il Teatro La Fenice di Venezia. 24 ore dopo l'annuncio del sovrintendente Nicola Colabianchi, la risposta della direttrice d'orchestra prelude a una guerra legale, tanto più che Venezzi lamenta di aver appreso della chiusura dei rapporti dagli organi di informazione e di aver ricevuto solo successivamente una lettera formale di risoluzione della nomina, e su questo si astiene, dice, da ogni commento sull'eleganza della forma. Nessun passo indietro sulle dichiarazioni che hanno provocato la reazione di Colabianchi. Alla Fenice si tramandano il posto di padre in figlio, ha detto, e anche questo potrebbe diventare materia di scontro legale. Esternazioni tuttavia che per la direttrice avrebbero dovuto essere lette nel contesto dell'intervista e non distorte e strumentalizzate. Sullo sfondo una protesta, quella delle maestranze, senza sosta, con l'appoggio del pubblico. Mi hanno costantemente e sistematicamente diffamata, calunniata, offesa e bullizzata, attacca la direttrice. In Italia essere giovane è un handicap e poi donna un aggravante. Il mio è il successo di una ragazza di provincia che si è fatta da sola, e questo non piace alla casta. L'allontanamento di Venezia è un atto autonomo e insindacabile del sovrintendente, ha ribadito il ministro della Cultura Alessandro Giuli, e anche Palazzo Chigi si è chiamato fuori da un qualsivoglia condizionamento. Una excusatio non petita, quella della premier Giorgia Meloni, secondo il Partito Democratico, che legge nel caso Fenice l'ennesimo tassello di una politica delle nomine del governo che viene a cadere. E in queste ore, insomma, le prime reazioni dal sovrintendente Colabianchi è che tutto sarà affrontato nelle sedi dovute. Insomma, sono le scarne parole di queste ore, di questa mattina, del sovrintendente Colabianchi in merito a quello che si preannuncia davvero come una guerra, come diceva Lina Paronetto nel servizio a suon di carte bollate, una guerra legale. Cosa aveva detto ieri al microfono di Anna Maria Parisi il sovrintendente? Aveva parlato di quello che è il futuro prossimo, immediato della direzione della Fenice. Vediamo qual è lo scenario. Allora, per adesso non è previsto alcun nuovo nome. Sicuramente valuteremo tutti i nomi possibili, ma per il momento si è ancora prematuro perché non è stata fatta una valutazione su questo aspetto. Così Colabianchi chiarisce che non c'è ancora alcun nome sul dopo Venezzi, segnale che la scelta verrà affrontata solo dopo aver chiuso definitivamente la vicenda politica e mediatica. La decisione di rompere con la Venezzi, giunta nelle scorse ore dopo le sue dichiarazioni al giornale argentino La Nación, ritenute offensive e lesive verso orchestra e fondazione. Le dichiarazioni che erano lesive della dignità dell'orchestra, questo non poteva essere accettato, perciò ho proceduto come sapete.
Lesive della dignità dell'orchestra e non soltanto, anche degli stessi incaricati dirigenziali del teatro. Lesive della dignità dell'istituzione e quindi per tutelare l'istituzione era necessario prendere questa iniziativa. Ora, dopo lo strappo definitivo tra Beatrice Venezia e la Fondazione Teatro La Fenice, si aprono soprattutto 3 scenari. Il primo è quello interno alla Fenice, ovvero la priorità di trovare un nuovo nome per la direzione musicale prevista da ottobre 2026. Non è una figura obbligatoria, non è urgente procedere a questa nomina, abbiamo tempo di rifletterci e troveremo la soluzione più opportuna, precisa sempre Colabianchi, e proprio da lui si apre un possibile secondo scenario. Essendo stato lui a nominare Venezzi mesi fa e a revocarle l'incarico, inevitabilmente si apre un fronte sulla sua gestione. L'opposizione politica e parte del mondo musicale potrebbero chiedere conto di una scelta prima difesa e poi smentita nei fatti. Il terzo scenario è quello personale pubblico della Venezzi. La rottura con la Fenice rischia di pesare molto sulla sua credibilità artistica in Italia, ma potrebbe anche trasformarsi in un rilancio mediatico e politico. Il caso ha infatti ormai superato i confini del teatro e si è spostato sul terreno delle appartenenze e delle relazioni istituzionali. In sintesi, più che la fine di una nomina, questa appare come l'inizio di una nuova partita, ovvero chi guiderà la Fenice da ottobre, quanto reggerà Colabianchi e quale sarà il prossimo approdo della Venezzi. Ha avuto modo di sentirsi col maestro Venezzi? No. E non avete intenzione di farlo? No. Insomma, tranchant il sovrintendente Colabianchi. Quale sarà il futuro allora anche di Colabianchi? Beh, per gli orchestrali che in queste ore risponderanno ovviamente anche alle accuse molto forti di Beatrice Venezzi di averla letteralmente bullizzata in questi mesi, gli orchestrali chiedono anche un passo indietro di Colabianchi. Voi dell'orchestra e del coro della Fenice avete chiesto anche la sospensione dello stesso sovrintendente? Sì, certamente questo è un passaggio importante, la revoca della Venezia è un passaggio importante perché tutto è partito da lì, però purtroppo questa direzione, il sovrintendente in particolare, non gode più della stima non solo dell'orchestra, del teatro, di tutti i lavoratori del teatro, ma anche del pubblico e di una importante parte della critica nazionale e internazionale, quindi il problema rimane, il problema del sovrintendente rimane. Così Trentin, dopo la revoca della Venezia, a nome del sindacato torna a chiedere anche quella del sovrintendente Colabianchi, appoggiato invece dal ministro Giuli e dalla premier Meloni. A pensarla diversamente, il corpo d'orchestra invece che continua a chiedere le dimissioni del sovrintendente, peraltro già avanzate mesi fa. Nelle scorse ore i festeggiamenti intanto alla notizia del requiem della Venezzi, con il pubblico e l'orchestra in piedi all'unisono dentro come fuori il teatro, appresa la notizia. Noi rimaniamo fermi sulle nostre istanze perché sono molteplici e logicamente questo è un atto dovuto che finalmente è giunto al termine e andremo avanti perché abbiamo un mandato dei lavoratori che rimane fermo e quindi adesso c'è del lavoro da fare. Sulle questioni ancora aperte al Teatro La Fenice non soltanto le maestranze ma anche il sindacato regionale con la CISL che da qui auspica un punto zero di partenza, anzi di ripartenza. E con questa decisione di fatto si possa adesso ripartire da zero. Ovviamente questo è un auspicio dettato anche dal fatto che noi dobbiamo affrontare tantissimi altri argomenti all'interno del teatro e quindi per affrontare questi argomenti c'era la necessità di avere un clima più disteso, cosa che prima purtroppo non c'era. Infine, da donna a donna, il fair play e l'eleganza con cui questa violinista dell'orchestra La Fenice augura il meglio alla Venezzi. In orchestra, in tutto il teatro, donne ce ne sono tantissime, basta vedere i nostri
nostri video, insomma siamo in tante musiciste, ma in tutti i settori, chiaramente nel coro per ovvie ragioni, e nei reparti tecnici, per cui non c'è mai stata questa discriminazione, è stato solo una questione di metodo non condiviso e quindi non saprei cos'altro dirle se non augurarle una buona fortuna. Restiamo a Venezia, chiudiamo il caso Venezia, ma restiamo a Venezia perché poi c'è uno dei tanti fronti che riguardano il capoluogo lagunare ed è anche un tema elettorale ovviamente, quello dei borseggiatori e delle borseggiatrici, sempre più violenti anche nei confronti di chi cerca di sventare gli scippi nei confronti dei turisti. È accaduto proprio a Venezia, in centro storico. Ilaria Marchiori ci racconta di una esercente che è stata aggredita. Buongiorno Ilaria, insieme a Sandro Ponchio. Non ti sentiamo con l'audio, vediamo se c'è... Eccolo qua, adesso ti sentiamo, perfetto, adesso ti sentiamo. Mi sentite? Sì, vai. Ok, mi sentite? Buongiorno a tutti, dicevo, non solo sempre più violenti e aggressivi, ma anche sempre più giovani, secondo quanto ci ha raccontato proprio questa esercente, l'esercente del locale che si trova alle mie spalle. Che cos'è successo? Lei, che li conosce molto bene, ha detto sono sempre i soliti che si aggirano in queste zone, perché ricordiamo bene, come abbiamo documentato più e più volte ormai nel corso degli ultimi anni, che i borseggiatori e le borseggiatrici si suddividono le zone della città proprio per poter agire e prendersi tutto il malloppo, per così dire. Ebbene, qui ci sono i soliti 4-5, ci ha detto, sono dei ragazzini, noi ormai li conosciamo bene, e lei ha tentato proprio di sventare un borseggio a danno di alcuni suoi clienti che non si erano accorti di nulla, perché ormai conosce i loro movimenti. Di tutta risposta è stata aggredita, non solo a sputi in faccia, che dice ormai per noi sono quasi la regola quotidiana, anche quando passano semplicemente ci sputano in faccia o all'interno del locale, ma è stata ferita anche ad un braccio, e ora vi mostreremo proprio le sue ferite al braccio, con anche i lividi, perché siamo riusciti ad intervistarla, però per ovvie ragioni ha chiesto di non essere resa visibile alle telecamere, perché ovviamente potete immaginare il timore non solo di questa esercente, ma anche di tutti gli altri, dei commercianti, dei residenti e dei turisti, che però spesso sono ignari di quella che è la situazione in città, anche se viene segnalata attraverso vari avvisi all'interno dei mezzi di trasporto, e non solo, anche attraverso cartelli in città. Ebbene, lei ha tentato di sventare questo borseggio, è stata aggredita, ci racconta tutto in questa intervista e soprattutto denuncia il fatto che non si sentano minimamente tutelati e protetti da questo fenomeno che ormai sta diventando sempre più imponente. Nel frattempo io da Venezia restituisco la linea allo studio. Loro non c'è niente paura, perché loro noi tutti i ragazzi noi non possiamo toccare loro niente, invece noi se tocca loro fa a noi andare carriera, invece loro si può fare noi tutto. Mi dispiace tanto, il cliente viene qua, fa viaggio, rovina tutto. E tante volte, perché loro sotto portici qua, quasi 4, sempre fisso qua. Quanti sono? 4 ragazzini, sempre fisso. Poi tutti i giorni passa qua, 10 persone in gruppo, passa qua, come vai a lavorare, tutte le mattine passa, dopo sera torna a casa. Sempre anche dice oggi abbiamo lavorato qua là, è così, capito? Noi sempre dice no, non fai avvicinare il nostro cliente, non fai sedere, loro prende con noi, capito? Minaccia noi, fa così tutte le volte, passa un'altra volta, sputa, perché io qua da tranquilla, fuori, lei quando loro passa, è così. Le sputano in faccia? Sì, sputa in faccia, anche fa gesto, brutto gesto, capito? Questa è la testimonianza dell'esercente. Noi adesso parliamo invece degli agghiaccianti risvolti
dell'indagine della Procura che in queste ore ha portato, Procura di Roma, che in queste ore ha portato all'arresto di 3 persone e alla denuncia di altre 6 per produzione e diffusione online di materiale pedopornografico. Tra gli arrestati c'è anche un 70enne bellunese, ci racconta tutto Tiziana Bolognani. È un 70enne della provincia di Belluno, già noto per precedenti specifici, la persona arrestata nell'ambito di una vasta e importante indagine della Procura di Roma che ha coordinato l'attività della polizia per il contrasto della diffusione di materiale pedopornografico su internet. Del 70enne arrestato al momento non si hanno particolari. È tuttavia vero che la Polizia Postale, il compartimento della Polizia Postale del Veneto entro breve dovrebbe fornire qualche dettaglio relativamente alla personalità di questo soggetto che è stato arrestato assieme ad altre 2 persone residenti in diverse province dell'Italia. In questa operazione ci sono 6, si contano anche 6 denunciati. L'operazione è naturalmente riguarda i reati della pedopornografia online. L'indagine, come vi dicevo, è frutto di una articolata e complessa operazione sotto copertura che è stata condotta dagli specialisti del Centro Nazionale per il contrasto alla pedopornografia online, che hanno operato anche infiltrandosi negli ambienti virtuali criminali. Un'attività iniziata nel 2024 che ha consentito di monitorare in maniera molto continuativa anche l'attività di distribuzione e di diffusione sui canali internet di questo materiale illecito anche a livello transnazionale. È stata individuata la diffusione di materiale sessuale realizzato con la presenza di minori, le vittime anche in tenera età, materiale generato anche attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. La collaborazione con l'FBI ha consentito poi di acquisire informazioni utili per individuare i 9 soggetti. Vi dicevo, 3 sono stati arrestati. 9 i decreti di perquisizione domiciliari emessi dalla Procura di Roma nei confronti degli indagati per detenzione, per divulgazione di materiale illecito. Questa operazione ha coinvolto le province di Bari, Cagliari, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia per l'appunto per l'arresto, lo ripetiamo, di questo 70enne della provincia di Belluno, già noto per precedenti simili. Tutti i dettagli vi saranno forniti nelle prossime edizioni del telegiornale. Grazie davvero a Tiziana Bolognani e Stefano Bozzi. Ancora la cronaca poco prima delle 6, torniamo a Venezia di stamattina. Un incendio ha coinvolto un barchino ormeggiato in Calle Larga Piave a Cannareggio e un principio di incendio, lo vedete, ha coinvolto anche un'altra imbarcazione situata nei paraggi. La paura per il fumo nero visibile in tutta Venezia. Una persona, il proprietario del barchino, è rimasta ferita ed è stata affidata alle cure del SUEM 118. Alcuni passanti hanno tentato di domare le fiamme con gli estintori, mentre sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia in supporto alle operazioni di sicurezza. La barca, avvolta dall'incendio, domato con dispositivi eschiumogeni, era ferma in Rio della Madonna dell'Orto, nel sestiere di Cannareggio, in centro storico. Dalle prime verifiche sarebbe divampato l'incendio mentre il proprietario stava lavorando alle parti elettromeccaniche dell'imbarcazione. Il proprietario è stato portato al pronto soccorso con un'ustione alla mano. Una volta domato il rogo e messa in sicurezza l'area, è stata rimossa anche la barca che rischiava di affondare. E come dicevamo, abbiamo visto anche nelle immagini iniziali, sorvolando l'area era ben visibile in centro storico una vasta colonna di fumo nero che ha un po' impensierito ovviamente i residenti di Venezia. Come ha impensierito i residenti di Conegliano
e della zona di Conegliano dove è accaduto l'incendio, avvenuto sempre qualche ora prima, questa notte, poco prima delle 4, di un camper. Subito si è attivato il dispositivo di soccorso anche in questo caso, con l'invio della squadra del distaccamento di Conegliano e il supporto di un'autobotte proveniente dalla sede centrale di Treviso per l'approvvigionamento idrico. I vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento del camper e hanno evitato che il fuoco si propagasse alle aree circostanti. Un intervento concluso dopo circa 3 ore. Sul posto anche i carabinieri e SUE, fortunatamente non ci sono stati feriti. Vedremo anche le immagini più tardi di un altro incendio che ha destato preoccupazione a Crocetta del Montello. Restiamo però a Treviso, nella Marca trevigiana, torniamo nel capoluogo. Se abbiamo parlato a Venezia della piaga dei borseggiatori, a Treviso il problema resta quello della violenza e delle risse in centro storico, anche in piena zona rossa, come quanto accaduto ieri sera proprio in centro, nel quadrante di via Roma. Ci racconta tutto in diretta Francesca Bozze insieme a Nicoletta Rizzetto. Buongiorno. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Siamo proprio nel luogo della rissa, insieme a noi l'avvocato Fabio Crea, oggi qui in qualità di residente di via Roma. Buongiorno avvocato. Buongiorno a tutti. Avvocato che si è trovato proprio a tu per tu con i protagonisti di questa rissa. Nelle immagini si vede questo gruppetto di ragazzi stranieri seduti proprio in questo angolo qui. Inizialmente sembrano chiacchierare, si scambiano qualche sigaretta, però poi cosa succede non lo si sa. Certo è che forse una parola di troppo e da lì scatta la reazione violenta con spintoni, schiaffi e pugni. E lei avvocato stava rientrando a casa quando si è trovato nel mezzo di questa rissa. Sì, ero con un collega con le figlie di 9 e 12 anni che ovviamente opportunamente mandato velocemente a casa, e ho visto questo parapiglia che è stato in 2 momenti abbastanza lunghi, e come si vede nel video girato da un altro residente piuttosto anche pericoloso, perché è una via ovviamente di passaggio in un orario serale ma non notturno, con persone, le chiamo tra virgolette normali, che si sono trovate in mezzo e che avrebbero potuto ricevere avere delle conseguenze fisiche negative. Voi a quel punto avete chiamato le forze dell'ordine? Immediatamente, sono arrivate dopo 10 minuti. E che cosa è successo successivamente? Queste persone si sono dileguate alla vista dalle forze dell'ordine? Si sono dileguate, poi mentre procedevano alla identificazione mia e del collega come le persone che avevano assistito e che avevano chiamato le forze dell'ordine, visto passare uno dei soggetti, diciamo il più scalmanato, l'ho indicato alle forze di polizia, che hanno continuato a identificare me, disinteressandosi dell'eventuale identificazione dell'altro soggetto. Procederete con un esposto? Ma guardi, le dico questo, io insieme ad altri 2 colleghi siamo stati incaricati da un buon numero di residenti di intraprendere delle azioni di natura amministrativa e anche giudiziale a 360 gradi, perché abbiamo capito nel corso di 5 anni, ci hanno fornito mail di comunicazione delle medesime situazioni che ci sono ancora oggi, ancora risalenti dal 4 aprile del 2021. Direi che la situazione non solo non è migliorata, ma è totalmente peggiorata. Questo tratto di strada è diventato una piazza di spaccio, e quindi di fronte a questa riteniamo e i residenti ritengono incapacità di gestire o di interrompere un fenomeno che, per quanto mi riguarda, sarebbe facilmente risolvibile, hanno deciso, con la condivisione di noi legali, di intraprendere tutte le azioni civili, amministrative e forse di altra natura, per cercare di capire se qualcuno di diverso rispetto agli attori e ai protagonisti o ai responsabili della gestione di questo fenomeno sia in grado di dare delle direttive o dei pungoli diversi.
Abbiamo nel frattempo sentito alcuni commercianti che ci dicono sì, la situazione è migliorata, i controlli ci sono, ma restano delle criticità, cioè il problema non è risolto. Lei ci spiegava prima, avvocato, che la criticità vera e propria è proprio qui dove ci troviamo noi. Sì, servirebbe un presidio fisso? Assolutamente sì, il presidio fisso, che peraltro il sindaco ha annunciato per 11 volte dal giugno del 2018 e negli ultimi anni ripetutamente, intanto non ve ne traccia. Dopodiché bisogna anche capire dove mettere il presidio fisso, perché se si mette dove c'era l'ex edicola è assolutamente inutile, così come sono assolutamente inutili i presidi, chiamiamoli mobili, delle forze dell'ordine o dell'esercito, che sono messi in altri luoghi di via Roma, perché ormai quella che è diventata una vera e propria piazza di spaccio, oltre di incredibile degrado, sono questi 20 metri di strada e questo angolo di via Roma. Quindi o è qui il presidio fisso oppure è totalmente inutile. In altre zone anche di via Roma forse il problema si è attenuato, non è proprio così. Il fatto di vedere delle macchine delle forze dell'ordine o dell'esercito transitare per via Roma non significa fare degli effettivi controlli. Ieri per un'ora non si è vista nessuna macchina delle forze dell'ordine, quando abbiamo chiamato abbiamo atteso 10 minuti l'arrivo appunto delle forze dell'ordine e siamo in piena zona rossa. Quindi che bilancio si fa della zona rossa, avvocato? No, la zona rossa, se non c'è un effettivo controllo, un effettivo presidio, è assolutamente inutile, è solamente uno slogan. Dopodiché anche la zona rossa dal punto di vista della gestione da parte delle forze dell'ordine, che non possono chiaramente presidiare ogni angolo della zona rossa, ha una sua effettività e una sua efficacia se messa in sinergia con altre forme di controllo del territorio, che a mio giudizio è quello che dovrebbe fare la polizia locale, presidiando zone come questa o come altre zone del territorio, perché la sicurezza urbana è qualcosa che è in capo come responsabilità alla polizia locale e all'amministrazione comunale. Noi ringraziamo l'avvocato Fabio Crea, da dire che il sindaco Conte nei giorni scorsi aveva proprio chiesto un'intensificazione dei controlli qui nella zona rossa. Sicuramente quanto accaduto e anche quelli che saranno poi gli sviluppi di cui hanno avuto mandato l'avvocato Crea e altri legali da parte dei residenti continueranno a far parlare della zona rossa in via Roma e non solo. Tutto da qui, da Treviso, con Nicoletta Rizzetto. La linea può tornare a te, Nicola. Grazie a Francesca Bozza e Nicoletta Rizzetto. Restiamo, fra poco parleremo di una situazione simile, purtroppo sono situazioni che non conoscono confini geografici. Andremo a Padova in stazione per un altro episodio. Un'altra zona critica in quel caso di Padova, ma c'è da restare anche sul dramma familiare di Loria, con la bimba di 18 mesi travolta dal trattorino tagliaerba guidato dal papà. L'uomo è stato iscritto nel registro degli indagati per lesioni colpose gravissime. Si valuta la posizione della madre per omessa custodia. La prognosi della piccola resta riservata. Da una parte le indagini dei carabinieri, dall'altro gli sforzi dei sanitari. Si muove almeno su due piani la vicenda della bimba travolta dal trattorino tagliaerba guidato dal papà 31enne, che ora si trova iscritto nel registro degli indagati per lesioni colpose gravissime. Un atto, quello dell'iscrizione, avvenuto a sua garanzia, con il pubblico ministero che potrà chiedere al GIP la nomina di un curatore per presentare la denuncia, trattandosi di un reato non procedibile d'ufficio. La procura trevigiana sta valutando anche la posizione della madre, 29 anni. Nel suo caso l'ipotesi è quella di un'eventuale omessa custodia, resta ovviamente sotto sequestro il mezzo. Si devono ricostruire gli istanti che hanno preceduto l'incidente, cosa sia successo nel giardino dell'abitazione tra i campi di Ramon di Loria in un sabato che doveva essere di tranquillità domestica. La bimba che gioca accanto alla mamma, il papà impegnato nel taglio dell'erba, poi quella retromarcia con la figlioletta rimasta travolta. Passaggi giuridico-legali definiti dovuti dagli inquirenti, con la piccola ancora ricoverata in pediatria intensiva pediatrica a Padova e sottoposta a una serie di interventi chirurgici d'urgenza. Uno in particolare avrebbe permesso di salvarle la gamba. Il quadro resta delicato, la prognosi riservata, ma sembrano affacciarsi segnali di speranza. Ma c'è un ulteriore piano, un terzo, quello psicologico. Lascerei tutte quelle che sono le riflessioni relative al campo del penale, del giuridico in una fase successiva. Mai nella pratica clinica il dolore cura.
Quindi, siccome siamo in una fase in cui la bambina deve essere curata in modo particolare, io sono dell'idea che non ha nessun senso aggiungere dell'ulteriore dolore. È quindi una questione di priorità per Mirko Casteller, psicoterapeuta castellano. La sua è una riflessione amara. Nessun giudice può infliggere una condanna peggiore di quello che la vita ha già riservato per questi genitori. Un'altra vicenda davvero terribile, raccontammo mesi fa, allarghiamo un attimo lo sguardo sul Friuli Venezia Giulia, è una vicenda completamente diversa, parliamo del piccolo Giovanni Trame che era stato ucciso a coltellate dalla madre a Muggia. Secondo la perizia psichiatrica, la madre del piccolo era in grado di decidere e agire quando ha ucciso il figlio. La donna quindi sarebbe in grado di sostenere un processo. Olena Stasiuk, quando il 12 novembre scorso a Muggia ha ucciso a coltellate il figlio di 9 anni, Giovanni Trame, era in grado di agire e poteva scegliere, nonostante un parziale vizio di mente. È quanto rileva la perizia psichiatrica a firma del dottor Lucio Di Gennaro e disposta in sede di incidente probatorio dal giudice per le indagini preliminari. Dunque, secondo la perizia, la 55enne di origine ucraina, accusata di omicidio volontario pluriaggravato, è in grado di affrontare un processo. Il pubblico ministero, Alessandro Perogio, chiederà il rinvio a giudizio. Attualmente la donna è detenuta al carcere di Bologna. Secondo la consulente della difesa Anna Palleschi, il vizio di mente sarebbe totale. Olena Stasiuk è assistita dall'avvocato Chiara Valente. All'udienza erano presenti anche Paolo Trame, il papà del piccolo Giovanni, il suo avvocato Giorgio Altieri e i dottori Mario Novello e Raffaele Barisani, consulenti rispettivamente del pubblico ministero e dell'ex marito della 55enne ucraina. La donna ha assistito all'udienza tramite videocollegamento. Queste le parole dell'avvocato di Paolo Trame, Giorgio Altieri, dello studio legale Tonucci & Partners. Accogliamo positivamente i risultati della perizia. È stato fatto un lavoro approfondito, una ricostruzione molto dettagliata che ha analizzato la situazione complessiva anche in base al disturbo paranoide di cui soffre la signora Stasiuk. La donna era stata seguita, il padre di Giovanni aveva lanciato più volte l'allarme, ma evidentemente non è stato ascoltato nei termini giusti. Ora, conclude il legale, auspichiamo che la procura possa vagliare quanto accaduto a 360 gradi. Torniamo in Veneto, torniamo a Padova, lo dicevamo prima, lo spaccio, il degrado in zona stazione e anche l'episodio di uno spacciatore che reagisce, ferisce gli agenti di polizia e danneggia la loro auto. È troppo per i residenti e per la politica cittadina. Andiamo in diretta da Marta Zatta con Federico Cibotto, buongiorno. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, questo è l'ennesimo caso di cronaca proprio qui in stazione a Padova, dove ci troviamo in questo momento con Eleonora Mosco, che è consigliera regionale e capogruppo della Lega a Padova. L'ultimo segnalato dalla questura di Padova è proprio, come dicevi tu, un 22enne appunto arrestato per spaccio, che se l'è anche presa con gli agenti. Infatti è stato arrestato anche per questo e se l'è presa anche con l'auto di servizio, infrangendo il vetro dell'auto. Prima di passare la parola a Eleonora Mosco, riguardiamo il servizio, la ricostruzione della cronaca di questa vicenda nel servizio di Valentina Visentin. Ancora controlli in zona stazione. Domenica sera la polizia ha arrestato un cittadino romeno di 22 anni trovato a spacciare droga in via Mameli. Gli agenti delle volanti, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato il giovane cedere un involucro ad un'altra persona. Bloccati entrambi, la sostanza si è rivelata hashish. Perquisito, il 22enne è stato trovato in possesso di oltre 22 grammi di droga e circa 3 grammi di chetamina, nascosti negli indumenti e nelle parti intime. I poliziotti hanno perquisito anche casa sua, sequestrando ulteriori 70 grammi di hashish, un bilancino di precisione, 2 coltelli e una spatola da taglio con tracce di chetamina, oltre a materiale per il confezionamento. Al momento del rientro in questura, il giovane ha opposto resistenza, colpendo gli agenti con calci e gomitate, sfondando il finestrino posteriore dell'auto di servizio. Per questo è stato denunciato anche per resistenza pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. L'udienza per direttissima si è conclusa con la convalida dell'arresto e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il questore Marco Doriso ha inoltre messo nei confronti del 22enne un foglio di via da Padova della durata di 3 anni.
Non è però solo una questione di spaccio, le foto insomma, che circolano in questi giorni, segnalate anche dalla consigliera, riprendono persone in forte disagio dormire proprio all'esterno della stazione, creando di fatto degrado per chi circola, per chi passa per questa stazione tutti i giorni, e di certo non sono poche persone, essendo appunto Padova un centro nevralgico. Consigliera, cosa fare in questo caso ancora di più? Beh, allora diciamo che certamente per una Padova Urbs Picta si dà un messaggio di accesso alla città non positivo. Io penso che questo tipo di situazione debba essere affrontato in modo integrato e non limitarsi solo ad un focus sul degrado, che certamente c'è e che è evidente agli occhi di tutti, ma che serva a intervenire anche con delle politiche sociali che siano in grado di essere strutturate nel tempo, in modo da offrire anche delle alternative alla strada a queste persone. Sono consapevole che alcuni di questi non vogliano, per motivi propri personali, non accettare dei percorsi alternativi, però comunque delle soluzioni alternative strutturate è d'obbligo per la politica cercare di individuarle. Mi piace sempre ricordare la metafora delle finestre rotte, cioè laddove ci sono situazioni, una finestra rotta, quindi un sintomo di degrado, di abbandono, non fa altro che richiamare degrado e abbandono se non si interviene in tempo. Questo per dire che lo sgombero in sé per sé è utile, ma è breve nel periodo limitato. Accanto a questo servono delle politiche appunto sociali strutturali. Quando parlo di politiche sociali non parlo delle luminarie di via Tomaseo, non parlo dei concertini di piazza Gasparotto o in altre piazze, penso a interventi differenti. Io ringrazio le associazioni come Croce Rossa e City Angel, l'attività che fanno in orario serale a verificare lo stato di queste persone. Bisogna però intervenire a monte e evidentemente le politiche sociali oggi non hanno portato i risultati sperati e dovuti. E secondo lei quali sono queste politiche sociali che è necessario attuare? Individuare intanto degli spazi per queste persone che non siano sotto il cielo di notte e d'inverno col freddo, ma cercare di garantire degli spazi alternativi, dei percorsi di accompagnamento più strutturali. Di sicuro, lo ripeto, io non sono assolutamente favorevole a quel percorso che prevede di avvicinare lo spacciatore per chiedergli di spostarsi e andare a drogarsi da un'altra parte, perché è bene ricordare che lo spaccio è un reato e va affrontato con politiche diverse. Chiudo perché la Lega da sempre parla di sicurezza pubblica integrata, e cioè la volontà, la necessità di affiancare politiche di controllo e di presidio del territorio che la zona rossa garantisce e che la zona rossa produce, è anche dimostrazione di efficacia di questo strumento, ne è la dimostrazione dell'intervento della polizia nei confronti del 21enne che questa notte ha nuovamente tra l'altro accerchiato le forze di polizia, ma accanto a questo una serie di interventi integrati che vanno dalla illuminazione, dalla riqualificazione alla viabilità, all'arredo urbano, cioè tutte politiche invece che devono essere a sostegno e anche quindi di prevenzione. Anche perché c'è un sentimento generale, soprattutto alla sera, i cittadini, magari anziani, anche ragazze che magari vanno da sole in stazione, non si sentono al sicuro, e questo lo dicono. Questo sì, assolutamente, qualunque tipo di ragazza che oggi vedo qui che sta passeggiando ha paura la sera attraversare questa zona, ma penso lo stesso commerciante, quante attività commerciali hanno chiuso in questi anni in questa zona. Ormai di attività italiane non ne sono più rimaste, ma al di là che siano italiane o meno, sono proprio negozi sfitti e abbandonati, e quindi è un intero sistema, un'intera catena che deve essere ristrutturata, perché il sentimento in cui uno deve vivere questa città non è certamente quello della paura, ma della voglia di vivere questa città in serenità. Ed è proprio di questi giorni la notizia che i bar all'interno della stazione hanno assunto dei vigilantes, insomma, per sorvegliare la zona, insomma, anche per mantenere la sicurezza all'interno della stazione, che ricordiamo essere centro nevralgico di Padova. Per il momento dalla stazione di Padova è tutto. Io ringrazio Eleonora Mosco per essere stata con noi, e Nicola, la linea può tornare allo studio. Grazie Eleonora Mosco, Federico Cibotto e Eleonora Mosco. Noi ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria, ripartiremo
da un'inchiesta che avevamo raccontato ieri, la scoperta da parte della Guardia di Finanza di Venezia e Padova nella zona industriale proprio della Città del Santo di una vera e propria banca occulta per riciclare denaro, 17 misure cautelari e 40 milioni di euro confiscati. Subito dopo la pubblicità. Un caseggiato anonimo in zona industriale con gli ingressi videosorvegliati e accanto una bisca clandestina emersa durante le indagini. Era nascosta qui la banca occulta gestita da un sodalizio di cittadini cinesi con al vertice un vero e proprio CDA. Qui nascosti in borse della spesa o scatole di scarpe arrivavano ogni giorno fiumi di denaro che venivano poi riciclati. Un'indagine lunga partita dal controllo del territorio ha permesso ai militari dei comandi provinciali della Guardia di Finanza di Venezia e Padova, coordinati dalla Procura di Padova, di indagare 21 persone, 17 le misure cautelari eseguite per reati diversi, tra i quali l'associazione a delinquere, 7 in carcere, 5 agli arresti domiciliari, altri 5 con l'obbligo di firma. Non abbiamo trovato un vero e proprio capo dell'organizzazione, ma una serie di personaggi che avevano un ruolo importante di promotori e di coordinatori di questa associazione. Poi il problema è che sicuramente ci sono dei contatti direttamente anche con la madrepatria, con la Cina, e lì chiaramente diventa difficile andare a investigare. Nella banca contasoldi, cassaforti, un ingresso sorvegliato e permesso solo a volti noti. I 3 soci avevano accanto 2 donne, una che gestiva la raccolta e la distribuzione del contante, l'altra coinvolta nella rete di prestanome. Accanto ai 3 soci anche un soggetto definito il commercialista, specializzato nella gestione delle società di comodo e nel trasferimento del denaro all'estero, una struttura flessibile in grado di usare anche le criptovalute. Davvero molto avanzati tecnologicamente, utilizzando comunque un sistema anche antico che è quello della banca occulta, e quindi un rapporto di fiducia. Loro avevano disponibilità di cambiare l'assetto finanziario in base alle esigenze del cliente. Il cliente voleva contante? Provvedevano al contante. Il cliente voleva invece investimenti particolari tecnologici con criptovalute? Offrivano anche questo servizio. Oltre 200 i militari impegnati in 35 perquisizioni domiciliari nelle province di Padova, Venezia, Treviso, Brescia, Milano e Prato, che hanno sequestrato 200.000 euro in contanti, $1 milione in criptovalute, gioielli e orologi di valore. Autorizzato il sequestro preventivo di beni e contanti per 40 milioni di euro, una rete capillare e sovranazionale con contatti in diversi paesi europei, tra i quali la Germania, 3 i punti di raccolta individuati tra Padova e provincia. Le indagini, anche tecniche, soprattutto tecniche, ci hanno permesso di individuare tanto la banca quanto almeno 3 centri di raccolta del denaro, 2 abitazioni private e un ufficio all'interno del centro ingrosso Cina. La banca prestava denaro a usura con tassi del 120%, ma finanziava anche i giocatori d'azzardo della vicina bisca clandestina. Emersi contatti con diversi imprenditori italiani, tra di loro uno domiciliato a Dubai e posto agli arresti domiciliari per aver riciclato tra ottobre e lo scorso aprile 600.000 euro in contanti. Siamo tornati dunque in diretta con questa operazione importante della Guardia di Finanza. Continuiamo con la cronaca, ma torniamo nella Marca. Il delitto di Canizzano, il delitto di Vincenza Saracino, la donna massacrata, uccisa in via Malviste a Treviso nell'estate del 2024. Il giudice venezuelano chiamato a giudicare Luigi Nasato, presunto killer della donna, ha ufficialmente inoltrato alla procura trevigiana la richiesta di avere a disposizione l'intero fascicolo relativo all'indagine sull'omicidio della cinquantenne. L'uomo, lo ricorderete, ex vicino di casa di Vincenza a Canizzano, dopo il delitto aveva trovato rifugio nel suo paese d'origine. Proprio in Venezuela Nasato si trova in carcere in attesa di processo. Il paese sudamericano fino ad oggi ha sempre negato l'estradizione. Alla base del delitto forse un rancore da parte dell'uomo nei confronti della donna. L'italo-venezuelano continua a proclamarsi però dal carcere innocente. Ancora a Treviso, ancora la sicurezza con i ladri all'Aperi Show, grande evento della città. Indagano polizia e carabinieri. Ci sarebbero stati più episodi con delle collanine strappate di dosso da alcuni giovani. Una denuncia è stata presentata nelle scorse ore dalla famiglia di un ragazzo che parla così ai nostri microfoni. Mentre eravamo sotto il palco e di scatto mi hanno rubato la collana da dietro e io mi sono girato ma non ho potuto vedere nulla. Ti sei sentito comprimere? Cosa hai sentito? No, io ho sentito la mano che me lo ricordo ancora adesso che era fredda, cioè era fredda e che
ha tirato. A parlare uno dei ragazzi derubati venerdì sera nel corso della Perishow, grande evento che sta portando a Treviso, nell'area dell'ex Dogana, giovani da tutto il Veneto. Sul palco si stanno esibendo i cantanti più in voga del momento, sotto però qualcuno ne approfitta. A un ragazzo è stato rubato la collana e lo scippatore è stato preso anche, però non possono fargli niente perché sono fatti che appena la prendono e vengono presi la lanciano via. Penso anche più di un gruppetto che agiva, perché vedevi che giravano a gruppi, poi vedevi quelli un po' più sospetti. Poi io, dopo che mi è stata rubata la collana, io ho detto faccio un giro per vedere se vedo qualcuno che è un po' sospetto, e ho visto altri 2 o 3 ragazzi che facevano tipo segno per le collane o robe del genere, quindi dopo non si può neanche andare lì, hai rubato la collana però. Insomma, movimenti sospetti con il giovane che dopo essere stato derubato chiama anche la madre. Sono momenti di tensione per tutti. E lui mi ha chiamato alle 11:30 la sera, disperato e dispiaciuto del fatto che era accaduto. E gli ho detto Riccardo di mantenere la calma, perché lui era pronto subito che voleva cercare questo ragazzo per prenderlo. La famiglia presenta così denuncia ai carabinieri, ma su quella serata, la Perishow, più in generale, ci sono approfondimenti in corso da parte degli uffici investigativi della Polizia di Stato. Si deve anche capire se sia stato spruzzato a un certo punto dello spray al peperoncino. Non si è ben capito, io ho visto solo tanta gente uscire tutta di colpo e che si è subito dilagata, poi dopo 2 minuti sono tutti quanti ritornati sotto il palco. A Perishow ospita decine di migliaia di persone su una superficie estesa, mobilitati questura, carabinieri, polizia locale, unità cinofile con rinforzi arrivati anche fuori dalla Marca. Sono stati effettuati controlli specifici antidroga, massima attenzione anche per il prossimo weekend. Restano però le preoccupazioni di una madre. Molti più controlli e più severità. E leggi sempre un po' più severe, ecco. Nel bellunese intanto continua la caccia ai banditi che hanno dato l'assalto alla coppia di coniugi a Feltre, e allora vediamo gli ultimi aggiornamenti. Rapine di via Culiada, emergono nuovi elementi a raccontarceli la stessa vittima dell'aggressione, Anna Paola Marcon. Parlavano un'altra lingua straniera, che non era una lingua gutturale, era una lingua dell'est Europa. I malviventi erano 3, con accento fortemente marcato. Uno teneva in pugno una pistola e ha puntato l'arma contro l'addome della signora Bassani. Uno aveva invece un manganello e comunicavano non si sa con chi utilizzando un walkie-talkie. Sono entrati in casa verso le 23 di venerdì scorso, purtroppo dalla porta principale ancora aperta perché i coniugi Bassani non avevano finito di lavorare con i loro fiori in vista della giornata successiva. Per esempio ieri dovevo fare l'ordine in Olanda e mi veniva da vomitare perché ho detto, ma capisco. Perché faccio che lavorare anche domenica per dare i soldi ai ladri. I malviventi si sono impossessati dei telefoni delle loro vittime, buttandoli in un campo durante la fuga. Hanno prima colpito in volto la donna e poi chiuso entrambi in bagno. Lei, accentuando i suoi effettivi problemi fisici e inventandosi una malattia contagiosa, è riuscita a non farsi legare, potendo così dare l'allarme. I malviventi, reputati dalle vittime come dei professionisti, si sono dileguati con l'incasso della giornata che purtroppo Ivo Bassani non era riuscito a versare in banca e che era consistente, visto che chi acquista fiori al mercato raramente lo fa pagando con il bancomat. I carabinieri sono arrivati alle 3 di mattina, quando ormai era sabato, allertati da persone che, dal retro della villetta, avevano sentito gridare delle richieste di aiuto. Le indagini proseguono, coordinate dall'autorità giudiziaria nel più stretto riserbo. Ancora un incendio, avevamo mostrato prima le immagini sia dell'incendio della barca a Venezia sia del camper a Crocetta del Montello. Queste immagini invece dei Vigili del Fuoco fanno riferimento a un ingente un rogo che è divampato e che ha distrutto il deposito del pastificio Ferraro a Crocetta del Montello alle 3 di questa notte in via degli Artigiani. Operazioni di spegnimento che sono proseguite fino alla mattina da parte dei Vigili del Fuoco, che sono intervenuti con quattro squadre appunto per domare l'incendio.
che ha provocato danni ingenti alla struttura che è proprio adiacente alla struttura del pastificio. Vediamo se riesco a estrapolare un'altra immagine. Eccola qui, la vediamo velocemente. Ecco, lo vedete, insomma, le fiamme che sono divampate nella notte. Ecco, intervento che è durato fino alla mattina, fino a questa mattina, e i danni sono ingenti. Le cause sembrerebbero accidentali. Fortunatamente, e come sempre, l'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha scongiurato il peggio e anche il pericolo che le fiamme potessero intaccare anche il pastificio Ferraro a Crocetta del Montello. Ancora nella Marca, con l'avvocatura trevigiana in lutto per l'improvvisa morte del legale Antonio Campion, stroncato ieri mattina da un malore, aveva appena 44 anni, ricordo del presidente dell'Ordine degli Avvocati di Treviso. Preparato e devo dire leale, rispettoso, insomma una grande perdita per l'avvocatura trevigiana. Avvocatura trevigiana sotto shock per la prematura quanto improvvisa scomparsa a soli 44 anni di Antonio Campion, colpito da un malore fatale mentre si trovava nella sua abitazione. Una notizia che ben presto ha raggiunto il foro di Treviso, dove l'avvocato Campion era molto apprezzato. È una tragedia perché quando muore una persona a 44 anni così improvvisamente, senza motivo, con un malore notturno, è ovvio che tutti ne risentono. La carriera da avvocato ereditata dal padre Roberto, storico penalista, con il quale condivideva lo studio legale in Viale Cairoli a Treviso. Ha imparato benissimo la professione dal papà, con un passato anche calcistico. Il calcio, l'altra sua grande passione, con un passato nelle giovanili del Milan e nel professionismo, ma davanti a lui ora c'era una promettente carriera da avvocato interrotta improvvisamente. Campion lascia la moglie che lavorava con lui e la figlia di 13 anni. L'avvocatura tutta, in particolare il Consiglio dell'Ordine e anche sottoscritto, ci stringiamo nel dolore della famiglia per questa gravissima perdita. Al cordoglio dell'Ordine degli Avvocati si aggiunge quello della Camera Penale con il suo presidente Simone Guglielmin. La Camera Penale trevigiana ricorda il valente, giovane amico e collega Antonio e si stringe attorno ai familiari in questo momento di grande dolore. Le parole di Guglielmin. Un altro lutto a Treviso, si è spento a 90 anni l'imprenditore Renzo Secco, classe 1935, premiato nel 2024 dall'amministrazione comunale con la massima benemerenza cittadina, il Totila d'Oro. Fondatore e titolare dell'Industria Secco, assessore a fine anni 70 nelle file dei Repubblicani. A lungo, insieme alla moglie Adelina, si era impegnato anche nel sociale. Secco lascia la figlia Mariolina. I funerali, lo avete visto nell'epigrafe, saranno celebrati giovedì alle 11 in Duomo, partendo alle 10:45 dalla casa funeraria di via Cittadella della Salute. Eventuali offerte saranno devolute all'Advar. Ancora a Treviso per cercare di capire quale sarà il futuro dei migranti che in questi giorni, grazie all'offerta di un imprenditore, hanno trovato alloggio in un albergo, erano stati sgomberati, lo ricorderete, dalla Parc dal Negro, un'offerta che scade di fatto questa sera e da domani mattina il problema si riproporrà, lo avevano già detto ai nostri microfoni. Se non si trova una soluzione saremo costretti a tornare evidentemente al Parc dal Negro o comunque davanti alla prefettura per protestare. Sono sono ore insomma di decisioni per capire cosa fare, anche per evitare di nuovo il dibattito e le polemiche di questi giorni. La novità dell'ultima ora è che la senatrice vicentina di Italia Viva Daniela Sbrollini ha presentato un'interrogazione parlamentare al ministro dell'Interno Piantedosi sul caso dei richiedenti asilo sgomberati dai parcheggi cittadini. I giovani erano finiti, alcuni ad Oderzo, dove avevano trovato condizioni igieniche disastrose, altri avevano dormito sotto i portici, in città, e infine erano entrati in hotel, ma solo per una settimana, grazie al gesto di un benefattore. Proprio per questi il tempo sta scadendo. Mercoledì mattina, infatti, gli 8 che hanno beneficiato di un letto e di una doccia in una stanza d'albergo, se non ci saranno novità, torneranno a fare sit-in davanti alla prefettura. Chiedono un lavoro e una casa, una vita dignitosa, mentre Mirella Tuzzato, che in questi giorni si è fatta da tramite, lamenta di non essere stata aiutata da nessuno.
Una telefonata di qualcuno, anche di un'associazione, che mi avesse detto: Mirella, posso aiutarti in qualche maniera? Visto che questi ragazzi erano a Monastiere, alcuni lavorano anche, andavo a prenderli alla sera, alle 11, li portavo per vedere se aveva bisogno di qualcosa. Fuffa! Tutto silenzio, grandi parole, stati generali, convegni, tavoli. Speriamo questa sera o che domani sera si partorisca qualcosa. La stessa Tuzzato racconta che ha trovato lavoro ad almeno 6 di questi ragazzi, ma la situazione di marginalità ora è destinata ad esplodere nuovamente se qualcosa non cambierà. Sotto traccia c'è del movimento, che implica però una regia più alta. La città intanto si è mossa in un gesto di solidarietà molto più ampio, anche artigiani, industriali, enti di categoria si sono mossi, i sindacati, e quindi in realtà adesso spetta al sindaco fare un po' da regia pubblica per cercare di trovare una soluzione. I problemi sul tavolo sono 2, tenere pulito il parcheggio e trovare una casa a chi non ce l'ha. Il primo problema il sindaco l'ha risolto, rimane sul tavolo quello più grande e più importante di dare una casa a ciascuno, perché non è ammissibile che a Treviso si debba dormire per strada. Si tratta ora di dare una risposta definitiva, senza dover sempre ricorrere al benefattore di turno. Non si può neanche pretendere che allunghi questo gesto di solidarietà, è stato chiaramente un moto di humana pietas e quindi ci sta, ma non si può andare di soluzioni temporanee in soluzioni temporanee, non si può vivere di solidarietà e beneficenza, bisogna trovare una soluzione strutturale che sia per sempre. Nell'interrogazione Sbrollini chiede proprio al ministro quali soluzioni intenda adottare per ampliare l'offerta di accoglienza temporanea e di avviare un monitoraggio nazionale sui casi dei senza dimora regolarmente presenti nel territorio nazionale. Sempre a Treviso, il consigliere del Partito Democratico Marco Zabai e alcuni cittadini segnalano la trascuratezza della manutenzione del verde in alcune zone della città, in particolare a San Pelaio e a San Paolo, dove nel bosco urbano l'erba è arrivata ormai ad altezza uomo. L'erba è un po' troppo alta? Beh, direi di sì, ormai è arrivata all'altezza d'uomo. Io ci passo tutti i giorni, però sarebbe, cioè la ditta che ha la manutenzione dovrebbe provvedere al taglio, insomma, a tenerlo in ordine, perché è un bosco frequentato. Bello anche. È un peccato veramente, insomma, vederlo così. Qui siamo al bosco urbano di San Paolo. La vena ormai in alcuni punti è ben più che ad altezza uomo, e se mentre si passeggia è splendido ammirare i fiori della salvia dei prati, non altrettanto è pensare di potersi sedere mentre da sotto o da dietro si viene punzecchiati dalle erbe che invadono anche le panchine. Il consigliere del Partito Democratico, Marco Zabai, ha ricevuto diverse segnalazioni da parte di cittadini di San Pelaio e Sant'Abona e anche del centro, e si rivolge direttamente all'assessore responsabile Alessandro Manera, a cui chiede come mai, nonostante il cambio di ditta, il verde sia trascurato in questo modo, non adeguatamente manutenuto, essendo questo uno dei biglietti da visita della città. Stiamo procedendo a quello che è lo sfalcio di tutta la città. Chiaramente il primo sfalcio è sempre il più problematico, perché non possiamo mettere 50 squadre contemporaneamente, ce ne sono 10 e sono anche aumentate rispetto al passato. Chiaramente abbiamo spostato le squadre in questi giorni perché c'è la Perishow e c'era la partita di rugby, quindi diciamo la programmazione è stata un po' cambiata, però in questa settimana finiremo tutta la città ed è il primo sfalcio. Ci scusiamo per qualche disagio, però è chiaro che quando si comincia a fare questo lavoro in una città grande come Treviso e con tutte le bellissime caratteristiche a Treviso, qualcuno resta più indietro, qualcuno va più avanti, però siamo sicuri di essere in linea coi tempi. Nessun dubbio sulla bontà del cambio di gestore, passato da Contarina a 3 nuove aziende. Ci sono 3 nuove aziende che fanno 3 lotti diversi, siamo soddisfatti, qualcosa li abbiamo ripresi perché siamo anche noi molto pretenziosi, ci siamo fatti sentire, per esempio sulla raccolta dell'erba dopo lo sfalcio, però hanno capito l'importanza di questo servizio a Treviso e quindi stanno procedendo come richiesto. Anche il clima, con il caldo quasi estivo, ha accelerato la crescita dei prati, ma l'assessore rassicura che l'intera amministrazione tiene particolarmente alla cura del verde e si impegnerà per mettere a posto i problemi. Stiamo bene in maglietta come siamo oggi, però siamo passati dal giubbotto alla maglietta e chiaramente giustamente il verde fa il suo effetto e cresce molto velocemente, però ripeto, cerchiamo di essere in linea coi tempi e per qualche disagio ci scusiamo. E comunque il verde è sempre pronto a ricevere le segnalazioni, anche io direttamente, ma tutti gli amministratori, perché noi ci teniamo, ci tiene il sindaco, ci tiene la giunta, ci tiene tutto il consiglio comunale. Un'ultima pausa pubblicitaria, ripartiremo dalle proteste di tutti gli agricoltori veneti in migliaia ieri al Brennero per difendere il Made in Italy.
in 10.000 al Brennero per difendere l'agricoltura e l'allevamento italiano. Sono partiti anche dalle campagne di tutto il Veneto in migliaia per far sentire la propria voce in un momento di crisi. La guerra in Medio Oriente e le tensioni sullo stretto di Hormuz hanno ricadute gravi anche sulla nostra regione. Siamo qui anche per protestare contro l'aumento del caro energetico che sta condizionando fortemente anche le nostre attività, aumento del gasolio, dei costi energetici, dei fertilizzanti. Siamo qui anche per manifestare basta guerra, mettiamoci su un tavolo, dialoghiamo e cerchiamo di risolvere questa situazione che oggi sta provocando tantissimi danni economici alle nostre aziende. Le richieste degli agricoltori, però, sono anche per l'Europa, per combattere quel fenomeno paradossale dell'ultima trasformazione sostanziale che permette a prodotti stranieri di diventare made in Italy. Cosce di pollo che diventano magicamente, pur provenienti dal Sud America, crocchette di pollo italiano, cagliate ucraine che diventano mozzarelle italiani, carciofi egiziani che vengono tagliati e messi sott'olio che diventano carciofini sott'olio italiani, prosciutti che provengono dall'Olanda e solo perché salati diventano improvvisamente e magicamente prosciutti italiani. Il tema della tracciabilità interessa i produttori, ma anche i consumatori che con queste regole non riescono a ricostruire la filiera dei prodotti che portano sulle loro tavole. 20 miliardi è il valore economico che viene sottratto al lavoro dei nostri agricoltori tramite l'ultima trasformazione consentita dal regolamento del codice doganale, un qualcosa che va combattuto con forza, almeno per quanto riguarda la filiera agroalimentare. Siamo riusciti a ottenere in Italia l'obbligo dell'origine su tante filiere agroalimentari, ma questo non vale quando noi esportiamo i nostri prodotti nel resto del mondo. È proprio quello che chiediamo alle istituzioni europee: maggiore trasparenza, obbligo dell'origine in tutti gli Stati membri, dando evidenza al singolo paese da dove proviene il prodotto agricolo. Questa è la battaglia degli agricoltori. Torniamo invece a parlare di sicurezza stradale. La sicurezza stradale parte ovviamente sempre come primo passo dalla prudenza e dal rispetto delle regole da parte degli automobilisti, ma il secondo step ovviamente è sempre quello anche della manutenzione delle strade, della sicurezza delle strade come manufatto. Allora in provincia a Vicenza con Daniele Garbin per parlare di un investimento importante per le strade del territorio. Buongiorno Daniele. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Si è proprio conclusa in questo istante la conferenza stampa qui in provincia, Palazzo Nievo, proprio per questo che aveva anticipato, insomma, un'operazione importante che fa la provincia, che mette insieme un avanzo di bilancio, anche questo è un motivo d'orgoglio, si diceva, proprio per aver scelto, insomma, di avere e conservare risorse, in questo momento con Andrea Nardin, presidente, e invece Francesco Gonzo, delegato per la viabilità nel territorio nord-ovest. Insomma, è un momento in cui si va incontro alle esigenze dei comuni per rafforzarli, soprattutto con una tipologia: la sicurezza per la ciclabilità dolce e i soggetti più fragili, con una serie di interventi puntuali. Ci spiega meglio il Presidente. Sì, siamo riusciti con l'avanzo di bilancio 3,6 milioni ad incrementare con ulteriori 14 comuni quello che il progetto di messa in sicurezza stradale ha portato la provincia di Vicenza a coprire un territorio molto ampio. Arriviamo così a 52 comuni sui quali interverremo. Con i contributi dei comuni stessi che comparteciperanno alla spesa arriviamo a circa 24 milioni di investimenti complessivi. Pensiamo alle cose semplici ma importanti, quali l'illuminazione di un attraversamento stradale, un semaforo o un marciapiede che consente a una persona di camminare in sicurezza invece che camminare lungo il ciglio della strada. Quindi siamo felici di poter mettere a disposizione questi soldi dei comuni ma soprattutto dei nostri cittadini. Sì, invece c'è un problema anche pensando alle complicazioni della viabilità, probabilmente si prospetta anche dei periodi di difficoltà, però questi punti sono punti che sono stati esaminati, soprattutto si parlava di progetti quasi pronti. Voi favorite che tipo di opere in particolare? In particolare questo bando ha messo attenzione sulle messe in sicurezza degli attraversamenti pedonali, degli incroci, quindi anche la realizzazione di rotatorie e poi tutte quelle situazioni di intersezione che hanno bisogno di essere sistemate, ma anche questioni non necessariamente legate alla
strada, quindi piste ciclabili, messa in sicurezza dell'utenza fragile della strada, ma anche parcheggi per ad esempio attività economiche che sono comunque lungo le strade provinciali. È un'attenzione che è partita tempo fa, quando la provincia di Vicenza ha cambiato pelle, e quindi questo sistema di affiancamento alle attività della provincia, dei comuni, per mettere a disposizione queste risorse, sicuramente ha portato un effetto moltiplicatore sul territorio. Le risorse delle province vicino a quelle dei comuni fanno in modo che siano molti di più i progetti che si possono realizzare, e quindi anche le risposte che si possono dare ai cittadini con queste messe in sicurezza. Ecco, prima di concludere, Presidente, parte dei finanziamenti abbiamo visto che sono dedicati sull'altopiano, vero? Qual è la mappa, insomma, dal punto di vista anche degli importi, non è una distribuzione a pioggia? A memoria sugli ultimi interventi facciamo un progetto, realizziamo col Comune di Carpigliano una messa in sicurezza con il miglioramento di un attraversamento proprio su quel territorio. Penso a Lusiana Conco, quindi la volontà di intervenire dove qualche fragilità e qualche difficoltà l'abbiamo avuto, una provinciale che attraversa i centri abitati, quindi si interviene lì, si interviene a Fosa con una volontà di rallentare la velocità sul tratto che da Fosa va a Gaglio, e anche in centro ad Asiago con una rotatoria che andrà a migliorare la sicurezza stradale. Quindi numerosi sono interventi. Penso anche a Rosà, dove andiamo a completare una ciclabile già iniziata, che consentirà quindi di avere un tratto molto più importante, ma soprattutto di arrivare a completezza di un progetto che era già iniziato con un bando precedente, quindi con questo arriviamo a completare tutto l'intervento. Ecco, direi che per il momento, insomma, abbiamo capito, è complessa, è strutturata, noi seguiremo ovviamente gli interventi. Tanto vi ringrazio, Presidente. Grazie a voi, buona giornata. Ecco, anche Grazie a voi. Grazie. Per il momento dalla provincia di Vicenza, la sede Palazzo Nievo è tutto, a voi la linea. Grazie a Daniele Garbini. Restiamo in tema dalla provincia di Vicenza all'ente provincia di Padova, il faccia a faccia tra il presidente Sergio Giordani e il consigliere delegato della viabilità Stefano Baraldo e i sindaci dei 4 comuni dell'Alta Padovana che insistono lungo la Valsugana. Un incontro definito positivo. Nel piano interventi 2027 sarà inserita la rotatoria nel centro di Curtarolo. Un mese fa l'incontro in municipio San Giorgio in Bosco, da dove avevano inviato una lettera al presidente della provincia Sergio Giordani. Sui 20 chilometri di competenza dell'ente della Valsugana andava messo mano al più presto. Un incontro tra i sindaci ha portato i primi risultati. Al tavolo con Giordani, Stefano Baraldo, consigliere delegato alla viabilità, la prima cittadina di Curtarolo, Martina Rocchio, il sindaco di San Giorgio in Bosco Nicola Pettenuzzo, il sindaco di Cittadella Luca Pierobon e quello di Campo San Martino Dario Tardivo. Il primo intervento, concordato in provincia, riguarderà il centro di Curtarolo, tagliato in 2 dalla Valsugana. Siamo arrivati a questo accordo, quindi partiranno con il primo intervento proprio a Curtarolo, come peraltro richiesto da tutti i sindaci, e di conseguenza verrà rivisto un po' quello che è il progetto della rotatoria nel centro di Curtarolo, tra l'emissione tra le 2 strade provinciali SP70 e SP47 nel corso del 2026. Verrà inserito nel piano triennale delle opere provinciali. I cantieri potrebbero aprirsi già nel 2027 per un costo di oltre 2 milioni di euro. Dopo Curtarolo è necessario anche l'intervento nell'altro nodo critico, l'incrocio di San Giorgio in Bosco. Nodo molto critico, strade molto trafficate, in quanto viviamo in un territorio fortemente urbanizzato, ma anche con tantissime attività produttive che naturalmente implica un traffico sia di automobili sia di mezzi pesanti molto importante. Parliamo di sport e turismo, adesso torniamo nella Marca. Grande successo per la 5ª edizione della Nova Eroica Prosecco Hills, la corsa ciclistica tra le colline patrimonio UNESCO. Quando uno viene a una manifestazione del genere, a parte la giornata che è una giornata stupenda, però c'è un paesaggio bellissimo e c'è la possibilità di, chiaramente la nostra eccellenza, il Prosecco di Conegliano Valdobbiadene e in tutti i ristori si trova, si beve moderatamente durante la corsa e poi diciamo tutto quello che si possa trovare di tutti la varia ristorazione e l'accoglienza che c'è nel territorio.
La bellezza delle colline patrimonio UNESCO scoperta in sella alla bicicletta per assaporare la natura nella sua essenza più vera, godendo delle eccellenze enogastronomiche di un territorio unico al mondo, sono gli ingredienti vincenti della nuova eroica Prosecco Hills, giunta alla sua quinta edizione, dove sport, paesaggi e prodotti tipici si sposano in una manifestazione che attira ciclisti da tutta Europa. 1200 partecipanti dall'Italia, ma anche da Germania, Svizzera, Austria, Romania e Repubblica Ceca. La bicicletta è uno dei motivi che spinge lo straniero a venire qui a Valdobbiadene e visitare non solo Valdobbiadene ma tutto il territorio, perché insomma la bicicletta certo facilita la visita come le passeggiate. Una manifestazione supportata sin dalla sua prima edizione da Confagricoltura, impegnata nel far conoscere il territorio e i suoi prodotti. È attraverso la possibilità di portare qui le persone che riusciamo a far conoscere direttamente e apprezzare appieno il nostro territorio, ma soprattutto queste persone poi sono in grado di diventare ambasciatori delle nostre particolarità, delle nostre colline patrimonio dell'UNESCO. Essere qui tra le colline patrimonio dell'UNESCO con molti dei nostri produttori per far assaggiare quelli che sono i nostri prodotti, oltre che appunto vedere quelli che sono il lavoro dei campi, dei vitigni dei nostri associati, è una cosa meravigliosa, e i 1200 ciclisti della Nuova Eroica questo potranno sicuramente assaggiare in questa giornata. In piazza Marconi a Valdobbiadene è allestito il punto ristoro con le eccellenze di quel territorio che ha accompagnato i ciclisti. Molto bella, è una gara organizzata molto bene. Ci vuole una sosta? Questa è la sosta obbligatoria. Qua non manca niente, qua questa zona, Valdobbiadene, qua quel Prosecco, non manca niente, ben di Dio. Where you come from? From Czech Republic. This is the first da dove time? viene? Yes. Dalla Repubblica Ceca. Prima volta? Sì, qui prima volta. Le piace? Sì, ho trovato gente molto ospitale e divertente, e buon cibo e buon vino. Beautiful experience. Ancora turismo, ma parliamo del cavallo al centro del nuovo modello di sviluppo rurale e di turismo rigenerativo. Anche Padova entra a far parte del progetto Italia con il cavallo. Scoprire il territorio attraversando i paesaggi più belli a cavallo, un turismo lento che punta a valorizzare le aree rurali, ma anche le imprese, il mondo agricolo e gli operatori turistici. Anche Padova e il suo territorio puntano a sviluppare questo modello nell'ambito del progetto Italia con il cavallo. Il nostro obiettivo è quello di sdoganare il concetto dell'equiturismo portandolo alle realtà che vogliono conoscere il cavallo, quindi non solo per amazzoni e cavalieri, ma anche per coloro che vogliono vivere una giornata in mezzo al verde o una vacanza in una fattoria didattica dove il cavallo è un forte mediatore culturale e di relazione con la natura. A Palazzo della Ragione, con il suo maestoso cavallo ligneo del 1466, si sono trovati enti locali, organizzazioni agricole ed operatori economici per dare vita ad una cabina di regia territoriale per sviluppare percorsi attrattivi. È una nuova modalità di far scoprire il territorio padovano grazie appunto all'esperienza a cavallo, che diventa un vettore privilegiato per promuovere appunto la nostra terra, la nostra bellissima terra disseminata di bellezze architettoniche, paesaggistiche e storiche, grazie a un turismo lento, un turismo sostenibile, un turismo a contatto con la natura, che può diventare una grande opportunità di sviluppo grazie al sistema, un sistema che vede ovviamente la città di Padova al centro, ma i territori protagonisti. Il cavallo diventa un elemento chiave capace di attirare esperienze turistiche autentiche, immersi nella natura, ma anche un forte richiamo con la nostra storia. Indubbiamente il cavallo, l'idea del cavallo Italia è un grande progetto che mette assieme, diciamo, la dimensione turistica con la dimensione culturale. Il progetto che si sta sviluppando infatti ha un preciso obiettivo: creare una connessione tra i luoghi e la tradizione culturale venetica del cavallo. Voi dovete pensare che c'è un'antichissima tradizione, Esiodo, Euripide, Strabone parlavano spesso degli iperborei dei bei cavalli, dei veneti, dei bei destrieri. In questi fine settimana la provincia di Padova diventa meta di turisti che sempre più scelgono una forma di vacanza lenta, a contatto con la natura, e i Colli Ugani sono il paesaggio e i luoghi di riferimento per lo sviluppo del turismo rurale rigenerativo legato al cavallo. Stiamo lavorando molto sulla costruzione di povie, di sentieri per la perlustrazione dei nostri colli con questo meraviglioso animale che ha segnato la storia dell'uomo fin dall'antichità. È un modo per vivere il nostro parco, di scoprire le bellezze naturalistiche, paesaggistiche del nostro parco.
E poi l'importanza della prevenzione. Da maggio a ottobre prossimi alla sede Lilt di Marostica si potranno prenotare visite senologiche gratuite. Visite senologiche gratuite dal 5 maggio al 31 ottobre nella sede Lilt di Marostica, un progetto voluto dall'amministrazione comunale nell'ottica della promozione e della prevenzione di una patologia, il tumore al seno, sempre in aumento, con oltre 4.000 nuovi casi all'anno diagnosticati solo nella nostra regione. E quindi speriamo che le donne del comprensorio colgano questa occasione che viene fornita dalla Lilt. È il presidente Lilt della provincia di Vicenza, Giuseppe Galvanin, che si rivolge alle donne e sottolinea quanto sia importante aver cura di se stesse prima che sia troppo tardi, afferma senza mezzi termini. Il 90% vengono salvate, ma le altre 10% è perché secondo me passano sopra a certe condizioni e poi si accorgono, quando purtroppo non c'è più niente da fare, che il tumore ha camminato, si è ramificato e non possono più fare niente. Le visite si svolgeranno esclusivamente su prenotazione negli ambulatori di Via dalle Laste, basterà una telefonata al numero che state vedendo. Una donna deve telefonare al nostro centralino al lunedì e al giovedì pomeriggio e chiedere un appuntamento, e le segretarie nostre, le volontarie, daranno il giorno in cui possono venire a fare le visite. Torniamo nella Marca per parlare di un ospite gradito in una struttura come quella della residenza per anziani Umberto I di Montebelluna, una giornata dedicata al judo con protagonista una icona di questa disciplina, Mariano Vio. 97 anni, cintura nera di judo, Mariano Vio è ancora oggi profondamente attaccato alla disciplina che ha portato tra gli anziani residenti del centro servizi Umberto I di Montebelluna, disciplina fisica, tecnica e mentale che lo ha forgiato in gioventù. 17-18 anni, perché prima si era colpiti dal gioco del calcio e si andava a giocare, poi è nata questo tipo di sport. Sono entrato e ho sempre fatto il meglio possibile fino a che sono arrivato per poco a questa cintura nera da diversi anni. Una giornata dedicata alla sua storia è una pratica sportiva ricca di valori, quella vissuta all'Umberto I grazie alla collaborazione dell'associazione Judo Montebelluna, con Vio che ha portato la sua testimonianza, le lezioni a Pederobba, l'apertura di una palestra a Cornuda, l'attività a Montebelluna e Treviso. Diversi anni ho insegnato per conto mio, avevo una buona squadrita, poi si sono invertite le cose e siamo andati militari da una parte e lavorare dall'altra, e quindi abbiamo perso la via che avevamo cominciato. Un'altra giornata oggi all'Umberto I di sport con la SD Judo Montebelluna. Un ringraziamento ovviamente a Adriano Pizzolon, presidente del judo, a tutti i propri atleti e atlete che sono qui oggi per creare una giornata di sport con gli ospiti dell'Umberto I. L'ennesimo appuntamento che abbiamo programmato, abbiamo progettato per quest'anno, insieme ad tanti altri appuntamenti, all'insegna della condivisione e della partecipazione del centro servizi nel territorio come struttura aperta alle associazioni e agli organismi del territorio. Allora c'è un'ultima ora di cronaca con la denuncia di 3 minorenni protagonisti di una rapina con coltello fuori da una scuola a Conegliano. Siamo con Francesca Bozza di nuovo in diretta insieme a Nicoletta Rizzetto. Buongiorno, rieccoti direi Francesca. Buongiorno di nuovo Nicola. Sì, da Treviso ci siamo spostati a Conegliano, alle mie spalle l'Istituto Cerletti, perché è stato fuori dai cancelli dell'istituto che c'è stata questa rapina, vittime 2 studenti sedicenni che lo scorso 28 marzo prima di entrare appunto a scuola sono stati avvicinati da 3 loro coetanei, 3 ragazzi tra i 16 e i 17 anni, come hai detto tu, uno armato di coltello, che sotto la minaccia dell'arma si sono fatti consegnare i soldi, 40 euro che gli studenti avevano. Il secondo è stato invece fatto inginocchiare e sono stati appunto anche colpiti con degli schiaffi. Non contenti, poi i 3 giovanissimi aggressori li hanno minacciati di non raccontare nulla per non avere conseguenze. I ragazzini, le vittime, hanno invece denunciato l'accaduto agli agenti del commissariato di Conegliano, agenti che si sono messi subito sulle
le tracce dei responsabili della rapina che sono stati identificati e ora denunciati. Un episodio simile era accaduto qualche mese fa, a febbraio, a pochissimi metri da qui, all'istituto Galileo Galilei, sempre all'esterno della scuola. Anche in quel caso vittima un studente sedicenne, e anche in quel caso gli aggressori erano tre giovanissimi tra i 16 e i 17 anni che avevano tentato di portarli via minacciandolo il giubbotto, ma il pronto intervento di un passante aveva evitato il peggio. In quel caso però la vittima era rimasta colpita dagli aggressori, riportando poi ferite guaribili in 7 giorni. Dunque in quest'area ricca di studenti, appunto essendoci due istituti, uno di fronte all'altro, l'Istituto Galileo Galilei e il Cerletti, si sono verificati due episodi molto simili a pochi mesi di distanza l'uno dall'altro. Resta naturalmente da capire se i responsabili dell'aggressione qui di fronte alla scuola enologica dello scorso 28 marzo siano gli stessi protagonisti dell'aggressione allo studente del Galileo Galilei. Questo insomma un episodio che vede ancora giovanissimi responsabili di atti di violenza, addirittura con in mano un coltello. I tre, lo ricordiamo, tra i 16 e i 17 anni sono stati denunciati dalla polizia di Conegliano. Questo era l'ultimo aggiornamento di cronaca qui. Se non hai domande, Nicola, la linea può tornare allo studio. Grazie davvero a Francesca Bozza anche per la rapidità. Ovviamente tu e Nicoletta vi siete spostati immediatamente a Conegliano dopo che era emersa questa notizia da parte della Questura. Torniamo invece a parlare di tutt'altro, parliamo di una festa ma anche un momento formativo per 2000 studenti della provincia di Padova, una tradizione che si ripete negli anni e che entusiasma i bambini, sempre insieme ai Vigili del Fuoco. Una festa per i 2000 bambini delle scuole primarie e delle materne della provincia di Padova nella sede dei Vigili del Fuoco di via San Fidenzio. Una giornata di festa appunto, ma anche di formazione per educare, anche con il sorriso, i più piccoli. È una giornata, dicevo, di felicità, di gioia, di serenità, ma si spera anche che poi, magari, perché no, nel futuro si trasformi anche in un ricordo che rimane nella loro memoria, che poi si riverbera nella cultura della sicurezza. Quando saranno ragazzi, ecco, o anche un po' più adulti, può essere che, e penso che sarà così, che rimanga questa memoria storica di aver visto i Vigili del Fuoco, di aver parlato di sicurezza, avete visto il fuoco, avete visto l'acqua, e quindi in qualche maniera sia un investimento per il futuro. L'incontro primaverile con le scolaresche è diventata una tradizione per i pompieri padovani che ogni anno accolgono migliaia di studenti. Una tradizione alla quale il nuovo comandante provinciale non vuole rinunciare. Padova è un evento che ha in qualche maniera standardizzato, quindi è nato qualche anno fa e c'è tutta la volontà di creare questa giornata il 27 di aprile come una giornata dedicata ai bambini, ai concetti di sicurezza, e vi anticipo che il prossimo 27 aprile si ripeterà sicuramente e siamo molto felici di questo. In chiusura, prima di salutarci, vi faccio vedere queste immagini che arrivano dalla pagina Facebook del Parco Natura Viva di Verona. È una nascita particolare perché un coccodrillo nano africano, un raro esemplare, è nato al Parco Natura Viva, primo esemplare del genere nella struttura naturalistica, 28 cm di lunghezza la nascita. Il piccolo è venuto alla luce 24 ore dopo il rinvenimento di alcune uova da parte dello staff che erano state interrate dalla mamma con un piccolo inganno. È vulnerabile di estinzione, la più piccola tra le specie esistenti di coccodrillo, è nata da un uovo riportato in superficie dal maschio, quindi una nascita molto particolare per un animale molto raro, il coccodrillo nano africano. Siamo in chiusura, lo dicevamo, prima però non posso non aggiornarvi sugli ospiti di questa sera a Ring con Ferdinando Avarino, ve lo ricordo dalle 20:45 con l'anteprima di Ring e poi con gli ospiti, tanti temi anche questa sera con Claudio Borgia di Fratelli d'Italia, l'onorevole Rachele Scarpa del Partito Democratico, Fabio Chiesti Forza Italia e Marco Scolese di Alleanza Verdi e Sinistra. Nella seconda parte
torneremo a parlare di Crans-Montana, il caso dei rimborsi beffa, come sapete, e anche il nuovo video shock mostrato ai familiari delle vittime. A proposito di questo, ci sarà con Ferdinando Avarino ospite Paolo Pillon, trevigiano, psicologo, presidente di SIPEM SOS Veneto, che è stato nella team in quei giorni in Svizzera proprio tra gli psicologi per portare il conforto e il supporto psicologico ai familiari delle vittime di Crans-Montana. Con lui ci sarà l'avvocato Maurizio Paniz. Quindi piatto ricco questa sera per Ring con Ferdinando Avarino. Vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci.